Recording is on. Ok, eccoci qua. Allora, benvenuti a tutti e siamo alla terza lezione di questo seminario autodidattico della lingua siciliana. Speriamo che questa volta vada meglio della volta scorsa, come dicevo, e che questa registrazione riusciamo a salvarla. Io ho preso nota, però non avendo qui la stampante devo leggere dal computer e non so se aprendo il file in Word che ho sul computer se voi mi vedete. Mi vedete oppure no? Io, benissimo, io ti vedo netto e chiaro. Molto chiari. Io nel mio computer ho la pagina aperta che sto per leggervi. Allora, terza lezione del 16 ottobre. Monosillabi e caratteristiche fonetiche sarebbe il tema di oggi. Io ho scritto in maniera molto sintetica perché ovviamente essendo alle prime armi del siciliano non conviene approfondire molto gli argomenti ma essere più sintetici. Cosa sono i monosillabi? I monosillabi sono quelle particelle brevi. Nel siciliano vanno scritti innanzitutto, c'è da dire, con la consonante iniziale scempia, cioè non doppia. Perché per esempio nei libri del Meli o di altri autori del periodo di Federico II, quasi tutti scrivevano con la doppia. Però era dovuto a una forma fonetica dello scrivere il siciliano. Infatti noi la consonante iniziale la rafforziamo nella nostra pronuncia, però va scritta scempia. Quindi nei monosillabi rientrano in generale nel contesto le particelle pronominali, ad esempio, che sono mi, ti, ci, che sostituiscono i pronomi personali e possono essere usate sia come complemento oggetto che come complemento di termine. Ad esempio, c'è da dire in particolare per quanto riguarda la particella mi, che può essere complemento oggetto e anche di termine, ma può essere anche congiunzione. Ad esempio, di questa particella c'è da dire che è stata denominata strana. Chiudete qualche microfono perché c'è un ronzio di fondo, se no mi tocca tornare indietro e chiudere io. Ok, l'avete chiuso. Torno di nuovo alla pagina. Quindi mi può essere complemento oggetto di termine o anche congiunzione. Da alcuni mi è stata denominata strana, usata tipicamente come congiunzione nella Sicilia nord-orientale, territorio compreso tra Messina, Taormina e Naso, il quale richiama il latino ut ed è usata nel resto dell'isola invece con l'infinito presente. Faccio alcuni esempi per farvi capire meglio. Per esempio noi a Messina diciamo dicimi frasi e questa è la zona del messinese, la Sicilia orientale, che fa quest'uso del mi, dicimi frasi. Invece altrove dicono dici de frasiri, quindi mettendo il verbo all'infinito presente. Oppure noi qua diciamo senza me divido. Altrove invece dicono senza dividere di, mettendo il verbo all'infinito. Oppure hai ragione mi dilagni, altrove dicono hai ragione di lagnare di. Oppure vidimi non cadi, oppure vididi non caderi, cioè mi cadi non caderi. Cioè noi qua a Messina, nel messinese abbiamo quest'uso del mi e potrei fare ancora altri esempi. Poi cosa c'è da dire? C per esempio come in italiano può indicare reciprocità ma anche avere un valore impersonale eccetera eccetera, niente di rilevante. O le preposizioni, sono particelle, le proposizioni come a, q, che comunque P, alcuni lo scrivono P, altri lo scrivono PRI, che è una forma molto più antica, oppure si può scrivere PIR, perché P in realtà sarebbe PIR con la caduta della consonante finale. Quindi alcuni scrivono P apocopado, altri scrivono PRI. Io infatti a me è piaciuto scrivere PRI, in alcune poesie ho scritto PRI. E poi sono preposizioni. Come per esempio
Per te videre, dite prite videre. No. Questo P. No, in altri casi che io ora non mi ricordo. Oppure, non so, non ho esempi di qua. Noi usiamo qua P. P non ho esempi portati di mano da farti. No, pitti videri, cioè... Pite videre, noi diciamo, non pri. Boh, non lo so. Sì, Ma io penso che sia però dipende non lo dall'impostazione so. della frase. Io dovrei cercare, anche se ho il mio libro a portata di mano, vediamo se trovo dove io ho scritto pri. O magari quando avrete la parola voi lo cerco così poi ve lo dico. Quindi le particelle e i monosillabi sono anche, abbiamo detto, quindi preposizioni, come possono essere gli articoli, come possono essere gli avverbi. Per quanto riguarda gli avverbi, c'è da dire che possono essere scritti con la doppia consonante iniziale. Perché? Perché se sono aferesati, tipo gli avverbi quali sono? Chissu, chiddu, acca, adda. Quindi se noi li aferesiamo, quindi in chissu leviamo il chi, resta su, quindi viene aferesato Vabbè. e si scrivono le doppie S e U, perché leviamo chi e resta su, oppure uguale con chiddu, leviamo chi e resta du, quindi lo dobbiamo aferesare. Possono essere gli aggettivi come quanno e como, le negazioni, nun. Non sono monosillabe, qua non è monosillabo però. Come? Quando non è monosillabo, parliamo di monosillabe per ora, vero? Qua io l'ho trovato nella ricerca che ho fatto che rientrava come monosillabo. Boh. Qua, ma una parola deve essere una sillaba. Deve essere, per essere monosillabo, sono una sola sillaba. Qua va bene, no va bene. Non lo so, no, ma sono mi due ricordo monosillabe distinte e separate, no? non mi ricordo da quale testo l'ho copiato, comunque lo ricercherò e poi vediamo un po' se lo trovo. Quindi lo evidenzio così eventualmente. Sì, in effetti è come dici tu, boh, però l'ho copiato da qualche antologia, qua da qualche grammatica, io ne ho diverse. Ho questa qua del Camilleri, sono circondata da diverse antologie e Lo quindi immagino. io prendo un po' da ognuno e non mi ricordo più quindi dove l'ho preso. E quando se ne piglia da tante parti, c'è chi la dice in un modo e chi in un altro. Perché giustamente loro perché non giungono a una coine comune? Perché si discostano come idea di pensiero su alcuni particolari. Quindi io può essere che sono andata, diciamo, da quell'autore che magari pecca in qualcosa e quindi magari ho copiato qualcosa di sbagliato. Però ecco, a questo serve anche riscontrarci e perché ognuno dice la sua, insomma, infatti noi tutto quello che diciamo in queste riunioni, in queste lezioni, chiamate così, e poi io lo metto nero su bianco e in modo da comporre, diciamo, li abbiamo denominati allora quando abbiamo iniziato questo seminario nel 2017, quaderni di lingua siciliana dell'ASAS. Quindi poi insomma io man mano li metto nella chat di modo che se qualcuno trova incongruenze o cose da correggere o vuole integrare c'è la possibilità di poterlo fare. Anche per chi... Sì, ma io dico, se è monosillabo, deve essere una sola sì, sillaba. infatti l'ho evidenziato in rosso questo qua Quindi, e lo verificherò. sì, E niente, poi i monosillabi e le caratteristiche fonetiche. Le caratteristiche fonetiche peculiari del siciliano sono le pronunzie, per esempio, della D cacuminale, che si pronunzia tipo G come se ci fosse la R dopo la doppia D, oppure no, la ma no, TR. cioè dire, io almeno il coso, la grammatica dell'Umia, sì. Mette la doppia D e basta. Per dire da, do, du, da, No, do, no, du. certo. Allora, il siciliano come il francese e l'inglese si scrive in un modo e si pronuncia in un altro. Perfetto, giusto.
questi no, infatti non si legge, non si pronuncia da, ma si pronuncia da. La doppia D, da, do, di, do, noi la pronunciamo da, do, da, di, da, ci insomma, per sono delle dire frasi, da, punto, da. vabbè, ci sono delle frasi in cui c'è la doppia D che si pronuncia G. Ora, Si mette la R. Sì, io ho visto questo qua, oppure mi è capitato qualche volta che... la TR eh, è detta affricata, è tipo chassi, questo C, capito? sì, Non lo però pronunciamo come deriva da qualche italiano. vernacolo, Comunque, allora finisco il discorso io e poi do la parola a voi, perché qua stiamo facendo un dibattito io e tu e magari Sì. gli No, vabbè. altri ecco. Scusami. No, no, dico, siccome Scusate. sto finendo. E poi questo fonema, appunto, TR, si dice il cui suono si può dire che costituisce la peculiarità della lingua parlata sicula. Infatti, anzi, però devo dire stranamente che anche i siciliani sbagliano a pronunziarlo, ahimè, lo noto. Anche i siciliani che parlano in siciliano, stu c non lo sanno dire, lo dicono tr. Purtroppo, sì, e invece no, è perché è tipico del nostro siciliano. E addirittura questa pronunzia si può realmente apprendere solo dalla viva voce dei parlanti. Tipo con la S davanti, tipo scritto, questo sh che la pronunzia deriva un pochino anche Sì. dall'inglese. E niente, e poi anche la pronunzia di CI o SCI, tipo Ciumi, che quello che dicevo prima, che ho trovato per esempio che originariamente era scritto con la X, come tu facevi cenno prima della... Sì, sì. E invece poi col tempo si è trasformato in CI o S. Ciumi. Ma Niente, secondo me va bene, è un po' un problema di vernacoli. Cioè, dire, in alcune, che so, in alcuni vernacoli la pronuncia ciumi, altri ciumi con la S davanti. Insomma, non so, secondo me non è, non è da considerarsi un errore. È comunque, ora è un siciliano che deriva da quel vernacolo. Quindi... Ora passo a voi la parola in ordine di ingresso alla chat e vediamo un po' cosa avete da dirci voi. Pepa Zappardino, prego. Pepa, devi accendere il microfono. Sento una voce in sottofondo, tipo qualcuno che ha la TV accesa, non so. Scusate, ma i soliti call center. Allora, Pepa Zappardino, mi senti? Devi accendere il microfono. Sì, posso intervenire tra 2 minuti? Va bene, Perché allora ho un problema pratico. passo a Pasquale Perché Costa. io volevo parlare semplicemente perché io sono fissata del problema, come dicevate voi, della sillaba mi. Telefonami, chiamami. Per i ragazzini questi verbi vengono utilizzati indistintamente e quindi in italiano è un delirio. Fra 2 minuti mi ricollego. Va bene, ne parliamo dopo. Ok, a Ne dopo. spiegherò il motivo. Quindi do la parola a Pasquale Costa. Prego, Pasquale. Io in merito a quella particella da mi che noi usiamo spesso a Messina, ritengo che sia più giusto usare l'altra formula, quella che si mette il verbo. Ti dico di Ciasari, invece di Menciasi. Cioè è meglio, secondo me, è più corretta quella. Eppure quando si dice chistus tu, secondo me è indifferente, si può, secondo me, come si dice, si può mettere la cosa, la virgoletta prima, senza, cioè si può usare benissimo in tutti e due i modi. L'unica cosa che nel ragusano e da quelle parti dicono già invece del già. Già. È quello che dicevo io, la pronuncia della doppia D con la R in alcune zone. Non è la Ma pronuncia, comunque, loro lo scrivono pure in quel modo. Se no, tu leggi Luciano
che lo scrivono in quel modo è sbagliato, perché lo scrivono foneticamente, quello è sbagliato, ma comunque E tu devi il vedere modo... Luciano Busacca lo scrive in quel modo. Ma lui scrive in fonetico, scrive foneticamente. Comunque il nostro dire la particella mi non è che è sbagliato, perché è peculiare della nostra zona, cioè non è sbagliato, non è una Però forma se noi sbagliata. parliamo di lingua siciliana conviene cercare nelle altre province come fanno. Io questo Ma non lo vedi, so. è lo stesso, per esempio, come dicevo l'altra volta, noi il secchio, noi a Messia lo chiamiamo bagliolo, nel palermitano lo chiamano catu, in altre zone, però quando tu, per esempio, componi una cosa in siciliano, una poesia e devi scrivere o bagliolo o catu, se il messinese scrive bagliolo e il palermitano scrive catu, non è che sbagliano, scelgono la forma che loro usano meglio, ma sono entrambe corrette. Quindi la nostra forma è anche corretta, secondo me, non è sbagliato. Comunque possiamo porre questa domanda in chat agli studiosi eminenti di Consigli Magri se ci vuole dare delucidazioni in senso. E niente, hai altro da dire? No, per il momento no. Sulle particelle, sulle Ciao. pronunzie? No? No, questo Ok, mi è saltato e alla allora mente. ritorniamo a Pepa, sei disponibile ora? Sì, Ok, certo. invito sempre a chiudere i microfoni perché disturba il suono. Prego, Pepa. Allora, i ragazzini, pur essendo ragazzini seguiti dalle famiglie, sbagliano, e penso che sia un retaggio dell'utilizzo erroneo della forma dialettale, oppure un'ignoranza grammaticale eh, ormai spessa e incancrenita, e utilizzano i due verbi chiamare e telefonare, faccio un esempio, in modo indifferente. Per cui in classe mi dicono chiamo a mia mamma, laddove essendo il verbo chiamare transitivo, come dicevi tu poc'anzi, vuole il complemento oggetto, non vuole il complemento di termine, che non si può sentire, ti vengono i brividi solo a sentire ciò. E invece loro dove non sbagliano, perché tanto l'errore poi porta comunque sia a utilizzare ciò in maniera sia corretta che scorretta indistintamente, quando utilizzano il verbo telefonare, che comunque sia è differente perché invece è intransitivo, e allora telefono a mia mamma lo si può dire, tutto qua. Però questo problema che loro mettono in atto, questo errore serio, poco elegante, ma comunque sia un errore concreto, è difficile a morire, tutto qua. Spero di essermi spiegata Cioè, bene. nel senso che usando il verbo chiamare non dovrebbero dire la a mia mamma, dovrebbero dire chiamo mia mamma. Esattamente. E come questo altri verbi, certo, non solo il verbo chiamare, non fanno il distinguo, ed è sia un retaggio della forma dialettale, però utilizzata in modo erroneo, e sia una forma di ignoranza ormai incancrenita, sì, perché voi sapete che quando la lingua viene parlata, Sì. poi anche l'errore diventa forma comune. Alle volte l'errore, per carità, diventa forma d'arte, ma in questo caso no. Tutto qui. Sì, io sono sempre stata dell'idea che parlare in siciliano non è vero che ti fa sbagliare nell'italiano. E No, se si ora tu mi ha... stai mettendo davanti a... No, allora mi esprimo meglio. Se si No, ha perché la in questo caso consapevolezza, potrebbe essere, con questo esempio che tu hai fatto. se si ha la consapevolezza che una cosa è la nostra lingua
siciliana e una cosa è la nostra lingua italiana, va bene. E dico così come va bene che l'italiano, essendo una lingua viva, ammette poi facilmente tanti errori che sono diventati forme d'uso. Però in questo caso i ragazzetti che studiano poco, e c'è anche questo da dire, non conoscono il confine tra la forma corretta e quella scorretta. Tutto qua. Era solo quello dinanzi al quale io mi trovo davanti In difficoltà, giornalmente. sì. Non era una critica, No, no, non mi no, piacerebbe no, no, essere no, ho fraintesa. capito che non era una Il critica, però seminario lo stiamo facendo infatti tra noi vecchietti, tra noi adulti. E lo dovrebbero fare anche i piccoli per capire realmente. ma infatti io invito i link a tutti a partecipare, anche ai giovani. C'era il nostro ultimo associato che è molto giovane, non so perché si è perso per strada. Mi devo ricordare di invitarlo la prossima volta. Allora, diamo la parola ad Anna Maria Paino. Ciao, Ciao Flavia, ti ho salutato io in risposta. Ok. sì, ciao, 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 io me ne devo Ah, andare devi presto. Ciao andare? a tutti, Ok, ciao, un abbraccio, ciao. ciao, Anna un Maria, abbraccio a tutti. prego, hai fatto delle ricerche? No, guarda, perché nonostante mediante l'argomento mi affascini particolarmente, io mi piace ascoltare perché proprio Va bene. mi ha sempre affascinato il dialetto, ma ne sono una pessima fruitrice. No, ma ascoltando, insomma, sempre si assimila Riesco a qualcosa. capirlo, però non... E possiamo renderci conto a chi inizia o ha scritto da poco il siciliano a vedere se facciamo errori e dove sbagliamo più o meno. È giusto. Sicuramente. Se non facciamo proprio niente, non miglioreremo mai niente. Allora, Questo è sicuro. passo la palla a Giovanni Albano. Giovanni, tu hai studiato? Sì, no, si sente perché ho aperto il Sì, sì, microfono. sì. Allora, no, io no, li sto ascoltando, ma Va bene. non è un Che campo comunque di credo che tu non cui io... scrivi in siciliano, o sbaglio? Tu scrivi in No, siciliano, io ho no? scritto, no, io ho scritto solo due poesie che poi non erano poesie, ma sono così, insomma, due canzoni. Ho scritto due brani musicali in siciliano e non so nemmeno se l'ho scritti, se l'ho scritti bene, insomma. Se non sbaglio, Una è stata presentata durante... quando abbiamo presentato il mio libro, questo qua, il e tuo c'è da libro. qualche parte, questo. Sì, E perfetto, sì. c'è il video su YouTube. Esiste anche, sì, ma non era stata cantata, è stata poi recitata perché Sì, da io l'ho questa... sentita solo, letta da come è scritta non ho mai avuto modo di leggerla, quindi non so se era scritta giusta o sbagliata. Ti devo dare una copia la prossima volta, così Così magari ci do un'occhiata per vedere com'era scritta, per mia certo. curiosità. Ok, ti Sì. ringrazio e passiamo a Cettina Caruso. Prego Cettina. Cettina scrive in siciliano. Ok, Allora, ce l'hai io posso dire, buonasera a tutti, che non scrivo in siciliano, io scrivo il dialetto come lo parlavo io, perché di siciliano proprio io non ne capisco un tubo. Anche perché io posso dire che ho scritto il dialetto, però poi nell'arco dei tempi, da quando ero bambina, abbiamo italianizzato quello che era il nostro dialetto. Di conseguenza, anche perché dobbiamo fare pure la differenza fra zone e zone. Io nella mia zona si parlava in un certo modo, un paio di metri più sopra di dove abitavo io c'erano delle parole che avevano un altro significato, cioè un altro modo di parlare. Per dire, noi diciamo da parte quelli della zona leggermente più sopra di me
dicono da banna, che io non capivo cosa significasse da banna. Perciò non posso dire di conoscere il vero siciliano, io conosco il dialetto che ho sempre parlato io, però come studio di siciliano proprio non ne ho mai fatto. Ma stiamo iniziando ora e come dici tu rientra in quello che abbiamo detto nella prima lezione in cui abbiamo parlato della differenza fra lingua, dialetto e vernacolo. Quindi da banna rientra nel vernacolo perché è un termine usato in una zona più ristretta e non è codificato. Invece da Patti, da quella parte, diciamo, Da quella parte. diciamo rientra, anche se fonetico, può rientrare nella lingua siciliana. Appunto perché pian piano si italianizzava un pochino quello che era il nostro La dialetto. differenza è della lingua che è codificata, che ha una grammatica e delle leggi e delle regole su come scriverla. Quindi partecipa più, seguici, anche se non ti puoi collegare, leggi quello che scriviamo e vedi che la prossima volta scriverai sempre meglio. Andiamo avanti. Domenico Rifici, che già ha fatto una bella conversazione con me, quindi ora dici tutto dall'inizio. Facciamo finta che non abbiamo parlato di niente, apri il microfono e dici secondo te cosa sono i monosillabi e cosa sono l'argomento di oggi che in questo mi sfugge. Monosillabi era, ricordatemi, il microfono devi accendere. Aspetta che guardo la parola che mi sfugge, monosillabi e caratteristiche fonetiche. Ok. Domenico, devi accendere il microfono perché non ti sentiamo. Tu parli, ma devi accendere il microfono perché non ti stiamo sentendo, Domenico. Domenico, non ti sentiamo. Devi accendere il microfono. Il microfono in basso a sinistra. Ok, fatto. Ora sì. Ora sì. Ah, Ora me l'avevi sì, chiuso fatto. forse tu qua e io non, là, non lo so. Dunque, stavo dicendo che i monosillabi sono quelle che hanno una sola sillaba. Generalmente molti non sono, alcuni sono accentate, che so, come dire, per dire giorno, il di, ma un termine questo italiano, no? Perché in siciliano di non lo per indicare il giorno lo diciamo, però ci sono, incontriamo anche in siciliano dei monosillabi che richiedono Però ci dobbiamo fermare noi al siciliano perché già di vuole dire giorno, ma in italiano. ma in italiano, appunto, dico, Quindi noi dobbiamo parlavo parlare del per siciliano. dire dei monosillabi in generale. Non so, monosillabi generalmente non hanno l'accento. Può capitare, io non mi è capitato, per ora non ho presente un monosillabo con l'accento. In italiano sì, ce ne sono tanti, vabbè, non so, per mia, per tia, quindi sui monosillabi c'è poco da dire. Sono quelle. Il mio problema è un altro, cioè dire, il problema che pongo è quando noi magari ecco, valutiamo una poesia, un testo qualsiasi in siciliano, no, troviamo parole che non sono, cioè dire, nel mio vernacolo sono dette in un modo, nel vernacolo un altro cioè del catanese, palermitano e così via. Io secondo me va rispettato il vernacolo, così com'è. Perché un siciliano non è che anche gli scrittori, cioè dire catanese, per dire che so, Micio Tempio o vabbè, oppure il mere, usano vocaboli, cioè dire, a secondo dei loro luoghi dove si parlava, il loro vernacolo praticamente. Quindi, io non lo considero un errore, una parola detta come per esempio il termine che hai detto tu tra da e già, di cui si è parlato in siciliano, almeno in Lumia lo mette DDR. Non lo so, già, ma se è detto, cioè, se fa parte del vernacolo in quel modo,
io dico che non va considerato, perché se parla, non so, a Messina dite dra, vero? Noi qua diciamo da, per dire in quel luogo, da, di e così via. Ma d'altro canto è la doppia D che si pronuncia da o di. Insomma, dico, va, questo sono cioè, del rispettare il vernacolo, del rispettarlo secondo me, perché è siciliano a secondo i luoghi. Allora, noi come associazione ASAS forse siamo una delle poche associazioni che porta avanti la lingua siciliana come forma di koinè comune. Ci sono altri premi, altri concorsi dove hanno delle sezioni di lingua siciliana, ma sono pochissimi. In linea di massima, quelli che fanno concorsi di poesia hanno sezioni di siciliano. Quindi, giustamente, come tu dici, io devo valutare come membro di giuria una poesia. Se questa poesia presenta delle particolarità fonetiche in uso a Palermo, a Messina, sempre siciliano e quindi giustamente va valutata bene. Noi invece come premio ASAS facciamo un distinguo che forse non salta agli occhi di tutti. Noi abbiamo la sezione C1 che è poesia in lingua siciliana e non richiede la traduzione perché la lingua come l'inglese, il francese si deve studiare e si deve conoscere. Quindi se tu non conosci un termine vai, ti prendi il vocabolario e te lo leggi. Quindi sezione C1 lingua siciliana, poi abbiamo la sezione C2 dialetti nazionali di tutte le province d'Italia, compreso il siciliano, e richiediamo la traduzione, perché se mi partecipa un Luciano Busacca che avete citato prima o una Rosalba Termini in Gallo Italico che pure siciliano è, noi non lo capiamo, pure noi siciliani, quindi abbiamo bisogno della traduzione. A maggior ragione, anche se ci sono siciliani che capiscono il palermitano, il trapanese, c'è bisogno della traduzione perché io per la sezione C2 non affido gli elaborati solo a giurati siciliani. Mi può capitare un giurato della Lombardia, perché nella sezione C2 dialetti nazionali io posso avere anche poesie scritte in Piemonte, in Veneto, in Campania, cioè, quindi non è che sono tutte dialetto nazionale, devono essere valutate da persone che hanno una conoscenza, un'infarinatura, bene o male, di tutti i dialetti. Quindi, nel caso nostro di premio ASAS sezione C1, chi fa parte della giuria sezione C1 in teoria dovrebbe guardare quelle poesie se sono scritte, per esempio, rispettando gli articoli, rispettando le preposizioni, rispettando, perché tanti fanno errori madornali, i primi versi li scrivono in un modo, gli altri versi li scrivono in un altro, e allora lì sono errori anche di distrazione, errori anche di scarsa conoscenza del siciliano, perché se tu una frase la scrivi in un modo, scegli di scriverla in un modo, non esistendo una coinè comune, la devi scrivere in quel modo ovunque. No, all'inizio della poesia la scrivi in un modo e a fine la scrivi un altro. Quindi quando si valutano le poesie in lingua siciliana, proprio lingua siciliana, certo, se sono scritte foneticamente, secondo me si deve abbassare un punto. Tutto qua. Sì, ma io volevo dire questo, non è che sono d'accordo con te, però c'è una cosa, il vocabolario siciliano, che so, prendo quello uno qualsiasi, quello che mai tu ce lo dovrei avere preso. Il più famoso è il ventaglio di Scamilleri. Oh. Cioè dire un nome lo pone in due o tre modi, lo esprime in 2 o 3 modi, lo parla messinese. Sono tutti giusti.
Come dicevo prima, Sono giusto. In quel caso, se è Paolo, tratto dal vocabolario, se è conforme al vocabolario, quel nome è giusto. certo. Poi, non so, anche, te devo dire, fra già e da, anche il Lumia lo scrive o con due D o con la R aggiunta, e quindi non va considerato errore quello. Allora, noi per adesso siamo alla terza lezione, poi faremo gli articoli, Vabbè. le preposizioni semplici, le preposizioni articolate, quindi questo rientra in La quell'argomento. grammatica, dobbiamo passare tutta la grammatica, è Quindi logico, no? lo posticipiamo un pochino, così poi quando sarà, insomma, ne parliamo in maniera particolare, ok? Particolareggiata. D'accordo? Perfetto, Ok. d'accordissimo. Poi volevo dire, non so, che era come si chiamava? Cettina. Sì. Quando parlava di lei, appunto, di chiamare generalmente in siciliano, diciamo, chiama tua mamma, Lei l'ha chiama già tuo papà, capito. in siciliano ce l'ha, in tutto, Ma in e penso italiano che no, ma in italiano no, capito? in italiano no, ma noi, cioè, quando parliamo di siciliano non ci interessa, se parliamo Sì, ma se io siccome trovo scritto. lei è docente di lingua e mi pare che si è Sì, scollegata. bravissima, perfetto, Quindi no, lei ci stava non discuto dicendo su questo, è che trasportato rispetto in siciliano, la battuta chiamare o chiamare il, cioè dire come completo oggetto, o chiamare non so, in siciliano è detto in quel modo, chiamare io lo così so, lei ci faceva questo paragone e ci diceva che i suoi alunni sbagliano nell'italiano però, sì. sì, vabbè, Vabbè, una diciamo che lo discussione. studio del siciliano non importa molto, ecco, sì. Va bene, poi Ok, andando avanti poi su queste cose d'accordo. eventualmente una si ritorna. Passiamo ad Va bene. Angelo Maria De Marco. Prego Angelo. Buonasera a tutti. Io questo mio modesto intervento lo dividerei in 3 fasi. La prima fase è quella che io purtroppo, o forse no purtroppo, la lingua siciliana non mi ha mai attirato tanto, né tantomeno ho cercato di approfondirla, di parlarla bene, ma mi sono attenuto semplicemente a quello che è i miei vernacoli, quello del mio paese di origine e quello del paese dove vivo. Ho cercato di mettere insieme affinché da queste due unioni ne venisse fuori un modo di esprimermi che possa essere compreso sia dall'uno che dall'altro paese. E questo è il primo motivo. Il secondo è quell'altro legato alla poesia. Io nel mio percorso da poeta, tra virgolette, ho scritto 2 poesie in siciliano, ma in un siciliano laddove si intravede questo misto di empedocrino e messinese. E la prima è l'amore sopra le nuvole e lumari, e l'altra era il mio papà. Ma non ho scritto in siciliano, io ho scritto in questo linguaggio, lo chiamo così linguaggio, che unisce 2 espressioni che si sono fuse nel decorso dei miei 56 Per me è anni. siciliano, Angelo, per me è siciliano, è siciliano. Quindi lascio l'interpretazione a chi la sta leggendo, e se la riesce ad interpretare bene ne coglie il senso di quello che è la mia ultima ipotesi di intervento, di quella che è l'emozione che io scrivo tra le righe di una poesia. Io scrivo la poesia quando voglio esprimere l'emozione che provo quando la sto scrivendo, al di là che possa essere scritta in siciliano, in italiano o in un misto di questi due linguaggi. Allora, secondo me tu, conoscendo sia il dialetto empedoglino che quello messinese, tu sei avvantaggiato perché già formi una coinè
a due province. Unisco anche il palermitano. E Se tu quindi vai a leggere attentamente l'Amuri sopra le nuvole e lumari, c'è anche del palermitano tipico di quella zona del palermitano che è dove io ho vissuto, via Mariano Stabile, il centro della città. Voglio dire, io curo e sto attento di scrivere le emozioni che sento in quel momento che sto scrivendo la mia ode, la mia poesia, e cerco di trasmettere tutto quello che io ho sentito in quel momento che l'ho scritta. Non entro nei particolari, mi piace partecipare a queste nostre riunioni, ovvero momenti di lezione per poter apprendere, e sono qui comunque come non solo uditore ma anche giovane ragazzo studente. Comunque la lingua siciliana non è solo per la poesia, serve anche per scrivere. Ai tempi di Federico II scrivevano tutto in siciliano, anche gli atti notarili. Quindi Certo, per scrivere un atto però notarile tu devi fare, cioè, un lavoro di ottimo quello che cioè hai detto. non è richiesta, diciamo, l'ispirazione poetica, è sulla Ottimo quello che hai detto, perché quando mi sono trovato ad essere membro di una giuria, nel cercare di interpretare un libro scritto in dialetto bergamasco o in dialetto piemontese, mi sono arricchito di quelli che sono i vocabolari, i libri che documentano il modo di esprimere in quel vernacolo di loro. E allora, prima di esprimere il mio giudizio, cerco di dare un'interpretazione a quella forma di linguaggio con il quale hanno scritto o il libro o la poesia. Giusto, allora per quello che dicevamo prima con Domenico Rifici, ho trovato una mia poesia, L'Udiaciu, dove io a un certo punto non la leggo tutta, inizio da un punto, scrivo: capita puruchiddu chi buciannu, cerca lo aiuto, pri lo vecchio munnu. P, scusa, invece P, noi Io diciamo ho P. scritto pri, capito? Sì, sì. Sì, perché a Messina dite Pri, Boh, è vero? non lo so. Ma Qua io per esempio Diciamo noi diciamo P, è un per Pri è trasformato una in P. forma più vernacolare, tipo come spiegava prima Cettina, da banna, capito? E siccome Sì, però a sì. me queste cose, questi termini più astrusi, più vecchi, più desueti, mi affascinano, l'ho scritta in questa versione. Giusto, ho voglio, sbagliato? Vabbè, Sì, quando arriviamo alla allora. preposizione, voglio, quando arriviamo alla produzione, vediamo che cosa Poi ne parliamo. Ok. ci voglio, documentiamo sulla grammatica. Ecco, io voglio Angelo voleva dire sono sempre. qualcosa. Angelo, prego. voglio intervenire perché io, diversamente da voi che siete messinesi, io che sono forestiero e che sono arrivato a Messina 56 anni fa, se vado in via Palermo è il dialetto, ovvero il vernacolo, e il latino, esti, cesti, pesti, cioè fanno tutto con l'esti, hanno un dialetto, un vernacolo loro, Giusto, via Palermo. Questi Allora, paesi, via Palermo, tu dici a Messina, via Palermo? Via Palermo. se vado a Tamaro c'è un altro tipo di vernacolo che Via Palermo a Messina, una delle ultime volte che ci sono andata a passeggiare, erano tutti srilanchesi, marocchini. ora io ti parlo precisato 56 anni fa, quando sentivo parlare loro e Comunque sì, parlavano perché mia americano. suocera, che è era di briga superiore, parlava così. Vai Un su, altro su, aiusu, da Un banna. altro vernacolo è Messina, che ha 12 villaggi. Nei 12 villaggi messinesi non si Però allora, questo sono. qua, una cosa vi devo dire, questo qua non dipende da una diversità di linguaggio, dipende dalla differenza che abbiamo fatto nella prima lezione tra lingua, vernacolo e dialetto.
perché quando tu vai nei paesini, più vai nel paesino più lontano, più isolato, minore è il gruppo è più piccolo, il gruppo degli abitanti. Quindi la lingua parlata si modifica oppure non si modifica di più dove ci sono più persone, dove c'è più scambio di linguaggi, quindi nelle città, nei centri delle città si modifica maggiormente, si rinnova, si uniforma di più all'italiano, perché l'italiano è diventata la lingua nazionale, quindi tutti parlano italiano, quindi quel dialetto nel cuore delle città viene più italianizzato. Quando vai nei paesini dove gli abitanti sono di meno, che sono sempre quelli gli abitanti e che non si confrontano dialetticamente con altre persone, e allora il linguaggio rimane più ristretto al vernacolo, subisce meno cambiamenti, capito? Quindi volevo aggiungere, io credo ed è bellissima questa nostra iniziativa di cercare di dare una forma a quello che è la lingua siciliana, però sarebbe veramente confortabile che ci facessimo promotori di iniziative presso il provveditorato agli studi affinché queste lezioni della lingua siciliana fosse portata negli istituti scolastici di già inizio, perché a loro che siamo noi possiamo correggere, noi che siamo questi ragazzi oltre i 60, possiamo correggere il nostro modo di esprimerci o di dire o di scrivere, però è importante che il provveditore prenda questa iniziativa nostra e la trasformi in una qualcosa che possa essere utilizzata dai novelli studenti. Dunque, ti rispondo. Concludo dicendo, quando insegnavo io avevo studenti di tutte e 48 le province di Messina, allora erano 106 le province, e avevo studenti che scendevano, venivano da tutti i paesi della provincia, e allora cercavo di comprendere quello che lui stava dicendo nel suo vernacolo. Allora, ti rispondo subito. Allora, innanzitutto correggendo su quello che noi stiamo facendo, perché in realtà noi non è che stiamo cercando di trovare una forma di come si scrive il siciliano, noi stiamo cercando di impararla noi, perché il siciliano esiste, la forma ce l'ha. Quindi poi per quanto riguarda l'approccio con la scuola, con il mondo della scuola, ci sono state fatte delle leggi, sono state approvate al Parlamento siciliano di applicare lo studio, però noi chiamiamo la lingua siciliana, propendevamo che ci fosse uno studio della lingua siciliana nelle scuole, che invece i politici hanno attualizzato con uno studio della storia e della cultura siciliana, della storia della lingua. Scrivere nella legge studio della storia della lingua è diverso di scrivere studio della lingua, perché lo studio della lingua comporta lo studio della grammatica, di come si scrive e compagnia bella. Lo studio della storia è lo studio della lingua che esistì ai tempi di Federico II, di quello che hanno fatto, quindi e che tra l'altro Pepa Zappardino ci diceva, non mi ricordo se alla prima o alla seconda lezione, che questa cosa, il primo anno che è stata attualizzata questa legge, è stato fatto nelle scuole. Dall'anno dopo i professori se ne sono fregati, i dirigenti se ne sono fregati e non se ne è fatto più. Dimostra il fatto del disinteresse della scuola, ma anche dei politici, quello che ci sta accadendo nella nostra città di Messina, che hanno impacchettato tutti i documenti dell'archivio di Stato e se li sono portati a riposto. Quindi tutti quegli studiosi che puntualmente stavano facendo delle ricerche, quegli studenti che stavano avviando delle ricerche per fare dei lavori anche a scuola,
si sono ritrovati a non poter più consultare questi testi, perché gli hanno detto dal 10 ottobre non li potete vedere più. Li hanno impacchettati e si buttano al reposto. Quindi se non avete firmato quella petizione, per favore firmatela, perché più siamo, più potremo avere voce, anche a livello nazionale, perché questa cosa deve uscire da Messina, si deve sapere, perché non è giusto, è un delitto che stanno facendo, ai danni dei messinesi. Andiamo in un altro dramma e scorrettezza dei nostri amministratori locali, i quali non si sono interessati se no quel giorno quando è avvenuto Ma perché l'evento. il nostro sindaco lo sapeva, la direttrice dell'archivio di Stato lo sapeva, ha fatto quella bando, quella cosa in sordina, cioè tutto così, e gli ha fatto portare via le cose. Comunque, torniamo a noi. Flavia, io questo discorso gli ho mandato il video pure a Cacciotto, il quale ha ignorato completamente quello che io gli ho detto. Ho detto come personaggio politico se può fare qualcosa e gliel'ho inviato. L'avevo mandato proprio perché io pure agli altri, vabbè. Me l'ha ignorato completamente. Sì, non interessa, non interessa. Voglio ricordare a tutti voi che 56 anni fa, quando io sono arrivato a Messina, chi si interessava proprio e lo chiamava Circolo della Cultura era proprio l'onorevole Germanà, papà, il padre, che lui è stato quello che ha cercato di dare veramente uno scopo a quel circolo della cultura, dell'intelletto, e lo chiamava il circolo della cultura. Oggi sono passati 56 anni e, come si dice a Messina, io mi ne futto. Comunque, andiamo avanti sul nostro tema del giorno. La parola a Caterina Panarello. Prego, Caterina. Il microfono, ok. Buonasera a tutti. Ciao. Io praticamente il siciliano lo parlo, siciliano Giampoloroto, ecco. Però non ho mai approfondito il siciliano, ecco, come lingua. Quindi, ecco, non concepisco perché praticamente il siciliano, come dice Flavia, è unico, però si divide in tante piccole frazioni, che ognuno ha il suo siciliano. E quindi è difficile, a par mio, farlo convogliare dappertutto. Si dovrebbe iniziare da, appunto, come si diceva, dalle scuole elementari, di darle lingua, ma è difficile perché io, che ho figlia insegnante, quando li sentono parlare in siciliano, li rimproverano perché dice no, perché poi sbagliano a scrivere in italiano. Quindi è una cultura già intrisa nei piccoli che il siciliano non è lingua, è solo un dialetto da parlare, diciamo così, in famiglia, nei borghi, non come lingua da studiare. Quindi questo, come diceva Flavia, dovrebbe essere il provveditorato agli studi di farla prevalere come lingua e quindi studiarla e non parlarla come ognuno nei vari borghi. Questa forma di rimprovero ai ragazzi del parlare il siciliano nasce dall'Unità d'Italia, perché noi fino a quando eravamo il Regno delle Due Sicilie, la nostra era una lingua scritta e assolutamente molto infatti da migliore. Poi è nato l'italiano. Il siciliano tanti credono che sia un dialetto dell'italiano, il che non è, perché l'italiano è nato dal siciliano, dalla scuola poetica siciliana, poi Dolce Stinnova, eccetera, eccetera. Perché questo fatto di rimproverare è nato con l'Unità d'Italia, perché si vietava già agli studenti in quei tempi, perché noi purtroppo, popolo siciliano, siamo sempre stati sottomessi, ci hanno sottomesso con l'Unità d'Italia, il famoso eroe Garibaldi, ha il merito di ciò,
ci hanno sottomessi e privati del poter usare la nostra lingua, Esatto. per mettere come lingua parlata l'italiano. Infatti prima esistevano i vocabolari che andavano da una forma all'altra, poi invece hanno fatto i vocabolari dal siciliano all'italiano, perché tu sapevi il siciliano e dovevi trovare com'era la parola corrispondente in italiano, capito? Invece, Però ti posso dire che un pochino si sono ricreduti anche nelle scuole, infatti diverse scuole cercano, mettiamo anche nei periodi in cui si fanno le varie grammatizzazioni, di inserire un'altra volta il dialetto siciliano. Anch'io nella scuola dell'infanzia ai bambini ho insegnato delle poesie dialettali. Delle poesie, canzoncine, perché ci siamo un po' ricreduti sul discorso che si deve perdere direttamente la nostra lingua. E allora si sta cercando di porre rimedio. Come anche noi, per esempio, nella nostra associazione portiamo avanti questi seminari per questo motivo, perché riteniamo importante le nostre origini. Ma comunque non è l'opinione della maggioranza, siamo una piccola parte, quindi anche questi esempi che tu porti di classe. Flavia, posso parlare su questo argomento? Volevo dire una cosa. Nei paesi dell'alto dei confini, che so, l'Alto Adige, il Canton Ticino, eccetera, si insegnano le due lingue. Cioè, ci sono il personale preparato a insegnare la lingua locale, regionale. Qua in Sicilia, sì, come hai detto tu, sono fatti dei passi per la storia e così, ma questo non serve a niente. Prima ci vogliono le facoltà universitarie che preparano il personale. Esatto. Ma non ci sono. Se non c'è il personale, a chi insegni il siciliano? Appunto, Allora, come diceva la... non ci sono i docenti, non ci sono i docenti preparati, perché i docenti sono dell'Università di Palermo, di un centro di Palermo, che si interessano della storia della lingua, non della lingua. No, quelli che conoscono il siciliano a poco stanno scomparendo, come Salvatore Camilleri, come Santi Correnti. Cioè, quelli che rimangono, siccome non riescono a trovare l'accordo per una coinè comune, sono rimasti ghettizzati, quelli di Trapani a Trapani, quello di Catania a Catania, e tutto questo non serve. A trovare un punto di incontro. Quindi, tutto questo non serve, ci vogliono le facoltà universitarie che preparano il personale, perché come qua io mi sto accorgendo che ognuno di noi abbiamo una specie di un siciliano nostro, così finirebbe con i maestri di Trapani insegnano il siciliano in un modo, quello di Messina in un altro modo, quello di Catania in un altro modo, di Agrigento in un altro modo e così via. Ma che poi non è un altro modo, sono piccole sfaccettature che secondo me loro potrebbero fare una grammatica generale. Per esempio Ninni Magri è per usare aferesi e apocopi, perché si basa sull'etimologia delle frasi di derivazione, eccetera eccetera. Gli altri dicono no, non si usa più, non le mettiamo. E vabbè, allora fate una grammatica dove dite arrivato al punto dello screzio virgolettato, questa cosa si può usare così in base all'opinione di questo studioso, si può usare così in base all'opinione di quest'altro, punto. Ma almeno chi poi ha questo testo unico riesce a capire come si scrive il siciliano, non che come me deve impazzire e trovare un libro di qua, un libro di là. Anch'io lo parlo, però ho difficoltà a scriverlo. Io lo parlo, ma ho difficoltà a scriverlo. Ebbene, questo appunto c'è la grammatica, Caterina, per questo c'è la grammatica e ci sono i vocabolari. Bisogna servirsi di quelle là. Il punto è questo, cioè dire come sì, prego, scusa.
l'italiano si insegna in tutte le scuole, si insegna l'italiano, così in Sicilia in tutte le scuole devono insegnare il siciliano, tenendo conto di una grammatica legge che fatta sia a uguale per Palermo, tutti. Domenico, oppure bisogna, cioè io non so se i docenti per iniziativa propria lo possono fare senza una legge che te lo dica, non lo so se lo Non lo possono fare, secondo me non lo possono fare, perché deve essere previsto dalla legge, l'insegnamento delle materie è previsto dalla legge, dalle leggi, e quindi questo bisogna forzare all'Assemblea regionale che facciano inserire nelle università le facoltà e quindi istituire l'insegnamento nelle scuole. Ma prima ci vuole personale che insegni a tutti, che insegna a tutti i siciliani, e così come l'italiano viene insegnato in tutte le scuole d'Italia, viene insegnato l'italiano nello stesso modo, con lo stesso, seguendo, non so, la grammatica, le sintassi e così via. E questo è una lingua nazionale, il siciliano invece non è nazionale. È bene, ma è regionale per tutta la regione. La lingua siciliana è regionale. Diciamo che è un dialetto, perché l'insieme dei vernacoli forma il dialetto, no? Possiamo chiamarlo pure così, ma la lingua siciliana è lingua siciliana perché è Flavia, è la lingua più bella che ci possa essere, la lingua siciliana. Anche perché si è arricchita di tutte le lingue classiche. Nel 1860, cioè dire, perché anzitutto sappiamo che la lingua italiana per tanta richiesta diventò lingua italiana, ma viene le radici ce l'ha nella lingua siciliana. Questo qua volevo rispondere a Caterina che dice la lingua siciliana non è una lingua dello Stato. Ma mia figlia quando faceva il liceo faceva dei corsi curriculari, ha fatto anche un corso di arabo, però l'ha studiato a scuola all'Archimede, ha fatto questo corso di arabo, ma non è una lingua ufficiale italiana, quindi cioè, si può studiare il siciliano, si può portare alle medie, dovrebbe essere, diciamo così, inserito. Però ci vogliono i docenti che lo sanno studiare, figlioli. Ma all'università, io qua c'è stata una ragazza che mi ha chiesto se potevo dialogare un pochino in siciliano perché aveva la tesi sulla lingua siciliana. Non so come sia stata impostata, ma è venuto 2 o 3 volte qua a discutere con termini, con parole siciliane. Cioè, la prima parola magari era quella che usciva ed era appunto si trasforma questo in vernacolo, è un vernacolo il nostro, cioè, ognuno abbiamo il nostro vernacolo, l'insieme di tutti questi vernacoli devono formare la lingua italiana, ecco, la lingua siciliana, ma la lingua siciliana ci vuole questo qua, cioè dire che sia una grammatica per tutti e un vocabolario per tutti. Soprattutto la lingua, a differenza dei dialetti e dei vernacoli, non fa uso dei termini fonetici. Il fonetismo è quella parola che tu scrivi e come pronunzi, invece la lingua no, la lingua è come l'inglese, come il francese, che ci sono determinate parole che si scrivono in un modo e si pronunciano in un altro. Certo. D'accordissimo, condivido pienamente questo tuo concetto. Mi pare che Giovanni Albano ha alzato la mano che voleva la parola. Devi accendere il microfono, Giovanni. Forse la volevi prima, ma io non avevo notato la mano alzata. Ce l'ha spento il microfono Albano, però. Il dottor Albano ce l'ha. Ah, ecco, ora sì. Ecco, no, ho dato la mano per dire che io fra un quarto d'ora devo andare via. E vabbè, mi sa che abbiamo finito. Penso che da qui a un quarto d'ora saremo tutti che abbiamo chiuso la connessione. Va bene, vogliamo dire qualche cosa in conclusione? Cettina, Angelo, Caterina, vogliamo dire qualcosa? Io direi semplicemente questo: questi incontri nostri che parlano proprio di come un seminario della lingua siciliana sono importanti, però dovremmo avere la possibilità che intervengano anche altri
che scrivono poesie, libri, perché la difficoltà si ha sia nel comprendere che nello nel scrivere. giudicare. Allora io prima, Quando siamo membri di giuria. Prima ho fatto un pensiero. Allora, noi abbiamo fatto un programma con diverse tematiche di 10 lezioni da portare avanti. Adesso potremmo scegliere delle date intermedie dove fare delle prove scritte. Cioè, magari a scuola, quando si studiano le lingue, si fanno le traduzioni, si inventano delle frasi che io darò a ciascuno di voi e voi le dovete tradurre in siciliano, poi le mettiamo a confronto e vediamo, però questo dopo lo facciamo un po' di grammatica in più, ok? Così abbiamo più frasi. E poi vediamo come scrivete ciascuno di voi e che differenze c'è tra l'uno e l'altro. E mettendole poi a confronto capiremo dove sbagliamo e dove no. Penso che sia una buona idea questa, che ne pensate? Sì, va benissimo. Okay. Ogni iniziativa è buona. Domenico, questo ci spinge anche alla ricerca dei dizionari per poter cercare di dare Ma il comunque meglio ci sono anche online, poi troviamo i link che poi i furbetti, e non mi interessa ora, spero che questo video non si cancelli e che voi ve l'ascoltate, i furbetti che sanno il siciliano meglio di noi, no furbetti, vabbè, non si collegano. Però io ora questo video lo spero di riuscire a salvarlo, lo pubblico su YouTube e loro se l'ascolteranno. Quando vedranno che noi abbiamo detto qualche gran cavolata, magari ci faranno l'appunto e io sono contenta di questo, almeno ci correggono. Noi non diciamo, Va bene. voglio precisare, per non dare spazio a nessuno di dire quello che pensa sbagliando. Noi non diciamo cavolate, noi cerchiamo di studiare gli argomenti in modo che possano essere con la massima serenità. Esatto. Io ho detto che lo so parlare, lo parlo, però scrivere. Vabbè, io parlavo di me perché io sono un ignorante grasso del siciliano, io sono grasso perché ignorante siciliano. Allora, purtroppo dovete sapere che quando si ha un ruolo un po' più in vista, le critiche arrivano e fiondano da tutti i lati, come le antipatie, le invidie e compagnia bella. Quindi io ci tengo a precisare, dato che sono io che coordino questi incontri, che io non sono nessuno. Infatti si chiamano seminari autodidattici. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti siamo professori e tutti siamo alunni. E tutti siamo alunni. Così le critiche stanno a casa loro. Ma la vita è fatta così. Flavia, lo dico Flavia, in siciliano. la vita è fatta così. Tutti nella vita siamo professori e alunni. È giusto. Perché apprendiamo spesso pure dagli alunni, pure dagli animali apprendiamo. Dico per dire. Io so di essere ignorante. Tutto qua. Io la prima. Va bene ragazzi, allora mentre siete ancora in diretta io provo a salvare questo video, vediamo se mi riesce, se non faccio guai. Ferma registrazione,